possibile. Allora, siamo qua con Massimo Fidanza che è stato selezionato per i corti di Taormina Arte con questo video Cosa una donna desidera di più, che sarà proiettato fra qualche minuto qua al Palazzo dei Congressi di Taormina. Massimo, di che cosa tratta questo? Innanzitutto è un lavoro, un audiovisivo svolto con bambini, per bambini, quindi ancora prima di essere un prodotto estetico è sicuramente un processo di produzione che si è rivolto in campo sociale e formativo, quindi è stata innanzitutto un'attività svolta per bambini. Noi siamo felici di essere qua perché se siamo qua il prodotto ha dimostrato di avere anche una certa... È stato scelto... Certo, gli viene riconosciuta una certa esteticità e questo ci riempie di gioia. Tu hai fatto studi Sì, io sono al laureato DAMS in teatro al DAMS, sì, di Bologna. Di Bologna, sì. Va bene, sei contento di Molto, sono molto contento. Stai Sì. preparando qualcosa? Sì, stiamo preparando un documentario sulla Sicilia, sulla storia moderna della Sicilia. Abbiamo scoperto una storia molto più movimentata di quanto ci si aspettasse oggi. Abbiamo già concluso la prima fase, la documentaria, ci prepariamo a girare le prime scene e siamo in attesa anche di un ipotetico finanziamento regionale, se arriva. Ma io per il momento mi ritengo molto soddisfatto sia del presente che del futuro. Va bene, grazie Massimo. Grazie a te Rino.